Questo video mi è stato esplicitamente chiesto e quindi ringrazio in apertura sia la persona che me l'ha chiesto che tutte le persone che continuano a chiedermi video nei commenti. È prezioso il fatto che voi mi chiediate video nei commenti. Primo, perché è indice del fatto che ci tenete a questo canale. Secondo, perché siete molto curiosi e quindi io posso aggiungere alla lista dei miei argomenti da trattare un sacco di argomenti. Alcuni li tratterò prima perché posso già trattarli, altri verranno trattati in futuro perché ancora non ci sono le basi su questo canale per trattarli. E tranquilli che anche se non faccio un video intero riguardo quello specifico argomento che mi avete proposto, è molto probabile che lo tocchi in un altro video che ha qualche cosa di correlato, quindi non vi perdete d'animo e scrivete sempre qui sotto nei commenti quali video vorreste. Oggi vediamo quindi la differenza tra deduzioni e detrazioni, soprattutto perché molto spesso i giornalisti e la stampa in generale confonde questi due termini e purtroppo l'ho visto fare anche a diversi politici. Si usa il termine detrazioni e deduzioni in maniera indistinta per indicare una riduzione. Sono effettivamente entrambe delle riduzioni, ma sono cose diverse. Se effettivamente in campo economico deduzioni e detrazioni indicano entrambe una riduzione, la differenza sta nel che cosa viene ridotto, è tutto lì il problema. Dedurre significa ridurre la cosiddetta base imponibile. La base imponibile, un'imposta, è semplicemente quel valore sul quale si calcola l'imposta. Facciamo finta che l'imposta sui redditi abbia un'unica aliquota al 10%. Ora, se io ho un reddito di 10.000 euro, allora la mia base imponibile è 10.000 euro. La base imponibile è quindi l'ammontare su cui viene applicata l'aliquota. In questo caso io applico il 10% ai 10.000 euro e allora l'imposta diventa di 1.000 euro. In realtà, lo dico per fare un po' di chiarezza e evitare fraintendimenti, non esiste una sola aliquota per quanto riguarda l'imposta sul reddito. Esistono diverse aliquote in diversi scaglioni. Tuttavia questo non è l'argomento di questo video, sarà probabilmente l'argomento di un video futuro. Continuiamo quindi con questo esempio per capire che cos'è una deduzione. Ipotizziamo che io abbia un reddito e abbia anche un figlio, quindi sono papavez. Ho un figlio che va all'università. Supponiamo che le spese universitarie siano deducibili al 50% e che nel corso dell'anno io abbia speso 1.000 euro di tasse pagate all'università. In questo caso ho diritto ad una deduzione e vediamo come si applica. Innanzitutto è il 50% ad essere deducibile, per cui io moltiplico il mio 50% per l'ammontare della spesa universitaria. Il 50% di 1.000 euro sono 500 euro. Come vi avevo detto, la deduzione è una riduzione della base imponibile, per cui io sottraggo alla base imponibile questi 500 euro e risulta 10.000 meno 500 euro uguale 9.500 euro. La nuova base imponibile è di 9.500 euro e se ci applico l'aliquota del 10%, le tasse saranno di 950 euro e non più 1.000. Ed è così che funzionano le deduzioni. Andiamo a vedere invece come funzionano le detrazioni, perché sono sempre delle riduzioni, ma non più della base imponibile. Questa volta si parla dell'imposta lorda. L'imposta lorda è il risultato tra il prodotto della base imponibile e l'aliquota. Nulla di più semplice. Nel caso iniziale si aveva l'imposta lorda che era 10.000 euro di reddito moltiplicato per 10%, ovvero 1.000 euro. Nel momento in cui c'è una deduzione delle tasse, l'imposta lorda, come abbiamo già calcolato, è di 950 euro. Ma a questo punto facciamo un altro esempio, sempre visuale, per cercare di capire qual è la differenza abissale tra deduzioni e detrazioni. Infatti metteremo l'esempio nel quale le nostre tasse universitarie non sono deducibili ma detraibili. Per comodità manteniamo i dati originali, per cui 1.000 euro di tasse detraibili al 50%. In questo caso la prima cosa che vado a calcolare è l'imposta lorda. Abbiamo già scoperto che si fa 10.000 per il 10% e quindi corrisponde a 1.000 euro. Poi a questi 1.000 euro, che ripeto che sono l'imposta lorda, sottraggo la detrazione, cioè il 50% di 1.000 euro, ovvero 500 euro. 1.000 euro meno 500 euro fa 500 euro. Notiamo palesemente l'abissale differenza. Nel caso della deduzione al 50% pagavo 950 euro, nel caso della detrazione al 50% io pago 500 euro, sono 450 euro in meno. E tutto questo accade perché la deduzione ti riduce non quello che dovresti andare a pagare, ma quello che è il presupposto sul quale si basa il pagamento, cioè il tuo reddito. Veniamo alla ciliegina sulla torta, adesso vi dico un piccolo trucchetto per calcolare immediatamente in maniera semplicissima a quanto ammonta il beneficio di una deduzione.
Attenzione però che si applica se e solo se l'aliquota è unica di quell'imposta. Sarà sufficiente moltiplicare l'aliquota per l'ammontare della deduzione, in questo caso il 10% di 500 euro, e sono quindi 50 euro. Il beneficio della nostra deduzione è di 50 euro. Molto spesso si ha diritto sia a diverse deduzioni che a svariate detrazioni, e ve lo dico perché i calcoli diventano parecchio difficili. E non ve lo dico a caso, ve lo dico per il semplice motivo che mi è capitata una cosa del genere in un esame di scienze delle finanze e ho sbagliato proprio a calcolare l'IRPEF. Era una piccola nota di colore questa per rendervi partecipi del mio disagio durante gli esami. Detto questo, volevo chiudere il video con una precisazione e qualche informazione in più, così è tutto più chiaro. Nel momento in cui andate a calcolare l'imposta lorda, non è detto che quella sia l'imposta finale che andrete a pagare, proprio perché esistono le detrazioni. La differenza, e quindi la sottrazione tra imposta lorda e detrazioni, dà vita all'imposta netta. Però fate attenzione perché anche se si chiama imposta netta, non è detto che quello sia l'esatto importo che andrete a pagare. Questo perché esistono anche i crediti d'imposta. Se ne parla parecchio ultimamente perché stanno uscendo un sacco di bonus, c'è il bonus vacanze da 500 euro, c'è il 110% per chi ristruttura la propria casa passando di 2 classi energetiche, eccetera, eccetera. Quindi quello che succede è che noi abbiamo un credito d'imposta, che quindi sono soldi che lo Stato deve a noi, e possiamo compensarli con il nostro debito, quindi dei soldi che noi dobbiamo dare allo Stato, ad esempio per le imposte. Nell'ultimo esempio che avevamo fatto, la nostra imposta netta era di 500 euro. Se io avessi un credito d'imposta di 100 euro, potrei portare in compensazione questi 100 euro e quindi pagare 500 meno 100, 400 euro allo Stato al posto di 500. Tenete tutto questo presente nel momento in cui userete questi bonus, perché immediatamente pagherete quello che dovrete pagare, però poi avrete un credito d'imposta, quindi quei soldi tecnicamente vi tornano indietro. Prima di passare alla citazione economica, vi esorto ancora una volta a scrivere qui sotto nei commenti delle idee per prossimi video che vorreste vedere su questo canale. Io magari non le realizzerò immediatamente questi video qui, però sicuramente li scriverò in lista. Io ho una lista infinita, probabilmente ho video fino al 2023 almeno. Le grandi trasformazioni economiche della storia avvengono quando una nuova tecnologia di comunicazione converge con un nuovo sistema energetico.